Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora volete l'immagine simbolo della follia delle anime belle, della conversione del progressismo in una forma ridicola, ossimorica, inquietante di neo-oscurantismo contemporaneo? Ve l'ha sfornata il Pride di Roma. Manifestazione arcobaleno per i diritti della comunità LGBTQIA+, credo sia questo l'acronimo aggiornato, ma tra mezz'ora potrebbe esserci un altro segno di interpunzione, ovviamente, che si è svolto per il 31esimo anno, madrina quest'anno d'eccezione, dicono le cronache, c'è sempre una madrina d'eccezione, la cantante Rose Villain, che al culmine delle celebrazioni del Pride, in testa al corteo, ha srotolato e sventolato in modo felice e ostentato 2 bandiere, rullo di tamburi, ovviamente palestinesi, 2 bandiere palestinesi, 2 bandiere quindi che oggi rappresentano oggettivamente, qualunque siano le intenzioni di Rose Villain, la causa di Hamas, e quindi per stare al tema della manifestazione, le condizioni che le persone omosessuali, transessuali, bisessuali, LGBTQ come le chiamano loro, le condizioni in cui queste persone vivono oggi nella Gaza e hanno vissuto per lustri nella Gaza monopolizzata dagli sgherri di Hamas, dall'omofobia islamista di Hamas. Questo momento, diciamo, culmine di Rose Villain, appunto, è stato solo il termine di una follia reiterata lungo tutto il corteo, per cui tu vedevi sventolare fianco a fianco decine di bandiere arcobaleno e decine di bandiere palestinesi. E allora la domanda che facciamo a Rose Villain, che l'ha fatto io credo senza avere coscienza della contraddizione che stava mettendo in scena, perché ormai quella causa, quella bandiera sono diventate un segnale di riconoscimento delle pop star, no? Dello star system, per strizzare l'occhio al pubblico genericamente per bene. È lo stesso motivo per cui Elodie recentemente ha chiuso un concerto sventolando la bandiera palestinese, no? Un concerto in cui lei giustamente, legittimamente ha ballato e cantato in abiti succinti che non crediamo le sarebbero stati concessi nella Gaza di Hamas, le sarebbero stati invece giustamente concessi nel malvagio Israele del malvagissimo Netanyahu. Ma è per dire che evidentemente non hanno le idee chiare queste pop star, perché mi piacerebbe chiedere a Rose Villain, ma lei ha chiaro le condizioni delle persone omosessuali appunto tiranneggiate da Hamas? Ha chiaro che Hamas le persone omosessuali spesso le lancia dai tetti dei palazzi per la sola colpa di essere appunto omosessuali? Ha chiaro Rose Villain che persone palestinesi omosessuali sono state quotidianamente sequestrate, torturate, uccise da Hamas in quanto omosessuali? Ci sono stati dei capi di Hamas addirittura che sono stati arrestati con l'accusa di essere omosessuali, torturati, uccisi, e se la sono presa anche con i loro familiari. Questa è la condizione degli omosessuali sotto la Sharia terrorista di Hamas. E a lei, a Elodie, vorremmo chiedere anche se hanno presente le condizioni della donna sotto la Sharia di Hamas, se hanno chiaro che nella Gaza di Hamas vigevano le regole della suddetta Sharia, per cui la testimonianza di una donna vale metà di quella di un uomo, non esiste in pratica lavoro femminile e non esiste ovviamente emancipazione, tantomeno emancipazione del corpo femminile, e quindi
queste pop star che ce la menano ogni 2 secondi col maledetto patriarcato bianco, italiano, europeo, occidentale, hanno chiaro che nella Palestina di Hamas vige una delle forme più tetre e lì sì veramente oppressive di patriarcato. Io credo non ce l'abbiano chiaro, ma di fondo non gli interessa, perché ormai appunto la causa palestinese è uno spot per le anime belle. E devo dire che dopo il Pride per Hamas spero quantomeno di averle viste tutte. Grazie mille, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente.